Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 21esima puntata in stagione di calcio di rigore. Vado a presentare chi mi affiancherà questa sera, la ritroviamo con piacere, Valentina Violini. Buonasera a tutti, volevo anche ricordarvi il nostro numero per comunicare via SMS e WhatsApp 333-6094-299. Seguiteci anche nella nostra pagina Facebook calciodirigore.official. Salutiamo anche Matteo Zampini. Salutiamo Matteo Zampini che è il curatore sia della pagina Facebook che diciamo il filtratore dei messaggi che ci mandate. Bravissima. Allora andiamo a presentare subito gli ospiti di questa serata. Ritroviamo come sempre alla mia sinistra l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Vicino a lui per la prima volta nei nostri studi l'allenatore dello Junior San Clemente Giuliano Bianchi. Buonasera. Buonasera mister, invece lui era venuto già lo scorso anno, lo ritroviamo sempre con piacere, l'attaccante della FIA Riccione Alessio Indelicato. Salve, buonasera a tutti. E infine anche lui era stato già ospite nei nostri studi, il difensore del Cattolica Calcio Simone Politi. Buonasera. Simone, iniziamo da te, un Cattolica che continua a vincere, va benissimo per il proseguo del campionato, però avete anche un avversario insidioso come il Calcio Cotignola che è dietro lì a poche lunghezze. Sì, il Cotignola l'andata mi ha impressionato molto, ha degli ottimi giocatori, una buona squadra, infatti è venuto fuori in classifica, solo che dobbiamo pensare a noi adesso andare avanti, il Cotignola ci penseremo quando sarà ora, verso la fine. Quindi adesso tutto ristabilito, più fiducia nei mezzi propri, dopo la scoppola proprio all'esordio, se non sbaglio, a Pietracuta con mister Giorgi, no? Allora, col Pietracuta quando abbiamo perso siamo stati molto bravi a reagire, mi sa che dopo quella partita abbiamo fatto una decina di risultati utili consecutivi. Adesso abbiamo perso punti col Del Duca, però ci siamo ripresi subito. Ogni tanto serve per tornare sulla strada maestra qualche... Uno schiaffetto. Sì, uno schiaffetto. Ci sta. Pochi però, pochi. Alessio. Pochi ogni tanto. Però ci sta. Alessio, te ti ritroviamo con piacere, avevi iniziato a Romagna Centro in Serie D, poi qualcosa non è andato e hai scelto poi di venire a Riccione. Innanzitutto come ti stai trovando con i nuovi compagni? So che continui a far gol però, il vizietto non lo perdi mai. Sì, ho deciso di andare a Riccione, con i compagni mi sono trovato benissimo fin da subito. Mi hanno accolto in modo eccezionale, compagni, mister, dirigenza, tutte le persone che sono attorno alla società e fortunatamente, come hai detto te, sto continuando a far gol. Speriamo di farne ancora tanti da qua alla fine. Poi... Beh, adesso quante ne hai fatti già? Ho fatti 5 da quando sono arrivato. Sei già vicinissimo alla doppia cifra, quindi te lo auguriamo. Giuliano, un attaccante che servirebbe alla tua squadra forse, vedendo un po' la classifica dello Junior San Clemente, purtroppo. Purtroppo sì, è un attaccante che forse queste categorie non le vedrà mai perché di sicuro non scenderà mai. No, noi abbiamo, sì, la classifica parla chiaro, abbiamo problemini sia di dietro che davanti. Purtroppo paghiamo forse degli errori fatti a monte quest'estate come organico, più che come qualità, forse come numero. Siamo abbastanza rosicati, veniamo da una serie di partiti, io ho 5 partite che sono subentrato e mi sto allenando con 14-15 giocatori, abbiamo degli infortuni un po' lunghi, speriamo che a breve di rientrare perché sennò si fa un po' dura. Mi trovi assolutamente d'accordo. Andiamo a vedere con l'ausilio del nostro Stefano Papini e con la collaborazione della nostra Valentina Violini quello che è successo nel dettaglio risultati e classifiche per quanto riguarda il campionato d'eccellenza. Castrocaro Alfonsine 1-1, Argentana Cervia 4-1, Faenza Classe 2-1, San Pietro Corticella 0-4, Russi Diegaro 0-0, Massa Lombarda Fioriccione 1-1, Savignanese Marignanese 0-0, Granamica Progresso 2-1, Sampa Imola Real San Lazzaro 1-1. Tra l'altro a segnalare qui Valentina il primo punto storico del Real San Lazzaro dopo quello ottenuto per evitare la penalizzazione contro la Fioriccione. Adesso andiamo a vedere la classifica, prego Vale. Savignanese a 43 punti, Classe 41, Alfonsine 41, Granamica 37, Castrocaro Corticella 36, FIA 34, Massa Lombarda Diegaro 32, Argentana 31, Marignanese 27, Russi Cervia 26, Faenza e Progresso 24, Sampa Imola 22, San Pietro 17, Real San Lazzaro 1.
Io, Vale, ti lascio a te la parola perché so che devi interrogare il nostro opinionista che, guarda caso, ieri è andato a riprendere di nuovo la partita del Bellario. Stasera lo sgridiamo in diretta. Prego. Io no, lascio parlare, dimmi tutto quello che vuoi. Su questo girone? Sì, non ho domande, parlami tu e dimmi le tue impressioni. Va bene, la giornata di ieri è stata caratterizzata da molti pareggi, ben 5, soprattutto le prime due della classe, cioè la Savignanese e l'Alfonsine, hanno impattato anche in sé in maniera differente, nel senso che la Savignanese ha incontrato la sorprendente Marignanese che è in una striscia utile di 10 partite e soprattutto è 6 partite che non prende gol, quindi mister Lilli ha trovato veramente la quadra e sta portando fuori, in questo momento è fuori dalla zona play-out, la Marignanese. L'Alfonsine ha raggiunto il classe che ha subito questa sconfitta, questa sorprendente sconfitta del classe, è riuscita a impattare sull'1-1 l'Alfonsine in trasferta, portando a casa un punto che l'ha portata al secondo posto in classifica insieme al classe. Di queste serie di pareggi ne beneficiano le due bolognesi, Granamica e Corticella, che riescono a fare bottino pieno e si portano a zona playoff. Per quanto riguarda invece la zona salvezza, abbiamo già detto della Marignanese, che è veramente una striscia positiva, forse in questo momento è la squadra che è più in forma del girone, sì. È molto difficile da affrontare, ripeto, 6 partite senza subire gol in questo campionato è tanta roba. Vale. Poi l'ultima cosa, sì. Si inguaia un attimo la questione del Cervia. Il Cervia purtroppo con la sconfitta di ieri ritorna nella zona play-out e si inguaia ancora di più il San Pietro in Vincoli, che però sinceramente io ho notato le ultime 2 partite, sì. Sta giocando bene, subisce tantissimo, sì. Subisce tanti gol, però non riesce a realizzare la mole di gioco che crea, non riesce a concretizzarla e quindi l'ha portata a 2 sconfitte che sono veramente pesanti. Molto, prego Valentina. Andiamo a vedere la sintesi tra Granamica verso Progresso. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Il Progresso è in caduta libera, perde i derby bolognesi con il Granamica e sprofonda sempre più nelle zone rosse di classifica. La squadra allestita per disputare una tranquilla stagione con qualche sfizio da ritagliarsi sta deludendo sotto tutti gli aspetti, perso Barranca, ceduta a Sasso Marconi e calata drasticamente anche la qualità. Pronti e via i padroni di casa vanno in vantaggio con Girotti che ha tutto il tempo di agguantare la sfera, di addomesticarla, alzare la testa e mirare nel set alle spalle di Albertazzi. La difesa in questo caso ha acquisito il pass per le vacanze di Carnevale e lodevole la risposta rossoblu. Vergnani recupera la sfera, si defila, mette al centro, ma Cavallari di testa alza la mira. Granamica che sfrutta gli spazi concessi dagli ospiti. Borgonovi viene servito sulla sinistra, appoggia per Semprini che da posizione defilata ciabatta la conclusione. Con l'immagine a cura di Delaila Venturoli ci spostiamo nella ripresa dove il Progresso ristabilisce la parità grazie al penalty trasformato da Grazioso. Quando gli ospiti iniziano a coltivare l'idea del pareggio, Resta riceve la seconda ammonizione per un tocco di mano, lasciando i compagni in 10 uomini. A nulla valgono le proteste. Granamica fa le prove del gol da un'invitante traversone dalla sinistra, Semprini di testa centra la traversa. Dannetti ispira il compagno Girotti, assiste al bacio, ma il numero 9 manca la deviazione vincente. Dannetti allora a questo punto preferisce al secondo tentativo cercare l'assolo personale, comoda chiamata in questo caso per Albertazzi, ma lo stesso numero 10 al terzo tentativo realizza la pennellata perfetta con tanto di beffa al minuto 94 e di testa ad opera di Girotti. 2-1 finale e massimo sconforto per un Progresso che non riesce ad uscire da un tunnel sempre più buio. Giacomo, mi dicevi che avevi una curiosità. Sì, ieri, come aveva detto Daniele all'inizio, c'è stato questo secondo punto del Real San Lazzaro, che è stato un mezzo regalo del Sampa Imola che poteva fare bottino pieno e avrebbe dato ancora maggiore distacco verso la penultima. Non so se questo può essere 2 punti determinanti anche per il Sampa Imola che comincia a perdere contatto con quelle che lo precedono. Ora andiamo a vedere la sintesi tra Russi contro Diegaro. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto.
Salvo 0-0 quello tra Russia e Digaro, con le due squadre che si sono date battaglia nel precedente torneo di promozione. La sfida tra neopromosse non riserva particolari emozioni sul piano del gioco, con il rammarico per i padroni di casa per aver giocato a metà ripresa con l'uomo in più a favore, ma i problemi sotto rete si notano e come, anzi iniziano a sentirsi per i palchetti, mentre il Digaro dall'avvento del 2018 ha perso smalto e qualità iniziale. Da una rimessa del Digaro in maglia rossa nasce un batte di batti in area locale con conclusione finale di Rodriguez e sfera smorzata quel tanto che basta in corner. Manovra ospite che prosegue con Zavalloni che riesce ad arrivare a tiro dal limite dell'area di rigore, ma Casadio non tradisce l'appuntamento con la presa. Russi che si rende pericoloso, si fa per dire con questa iniziativa sulla destra, magari serve Schiavone, ma il centrocampista calcia tra le braccia di Foiera. L'azione più interessante del match arriva sempre dalla destra. Grimellini fa da sponda in area per la corrente Sebastiani che a botta sicura con leggera deviazione di Foiera centra il palo alla sinistra del portiere ex Vissi Pesaro. Nervosismo che si manifesta in campo con questa entrata di Coralli sanzionata puntualmente dal direttore di gara, mentre nella ripresa costa cara la doppia munizione ricevuta da Babini. Digaro che rimane con l'uomo in meno, ma non ci sono trame o meglio sviluppi di gioco interessanti. Foiera non corre grossi rischi come del resto Casadio. Da segnalare questo traversone di Grimellini non raccolto da nessuno dei compagni di squadra e questa incompressione tra protagonisti in campo e direttore di gara. L'arbitro dopo questo fallo decide di ammonire Coralli che essendo già ammonito dovrebbe lasciare il campo anzitempo, ma prontamente si ravvede anche per la collaborazione dei diretti interessati e del guardalinee. Viene dunque rettificata la munizione a Casto. Finale che si accende dal corner Digaro vicino al gol con un colpo di testa che termina di poco alto, mentre il Russi risponde con Magari che pesca Casto, ma il difensore arriva scordinato al momento del colpo di testa. Più ghiotta l'occasione per i falchetti sul fine del match. Patrick Fabric condena al centro, ma il doppio colpo di testa sotto misura termina fuori 0-0 ed è giusto così. Giacomo, vediamo questo Russi sempre più in difficoltà. Cosa... No, io direi che più che in difficoltà, forse sì, in difficoltà a trovare la via del gol, però ieri è stato un punto importante, anche se si sono divisi la posta e quello che ne ha beneficiato di più forse il Digaro, che era veramente in un momento di difficoltà. Se avesse perso anche ieri sarebbe stata veramente crisi. Valentina. Ora andiamo a vedere la sintesi tra San Pietro contro Corticella. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Il San Pietro subisce un debacle non da poco contro uno ospitato Corticella. I padroni di casa fanno la partita, ma il Corticella si mostra cinico a differenza di Giordume e compagni che navigano in bassa classifica, orfani di finalizzatori. La gara, manco a dirlo, inizia con il gol ospite. Da una punizione arriva il traversone di Oubacchente che Marongiu trasforma in oro battendo l'incolpevole Bissi. Il San Pietro cerca di replicare fin da subito questa botta alla distanza di Casadio bloccata da Stanzani. San Pietro che mostra anche lume di gioco da calcio piazzato, schema che porta alla battuta finale Barducci. Pallone alto, ma tra il dire e fare c'è di mezzo il raddoppio ospite. Marongiu prende palla, parte in solitario e beffa con una traiettoria velenosa a infilarsi nell'angolo l'estremo Bissi. 2-0 e squadre negli spogliatoi. Nella ripresa Montanari Gatti chiama l'attenzione Stanzani che le devia la sua bordata, quasi si schianta contro il palo. Altra trama di bel gioco con Giordumi che va sul fondo mentre al centro, ma Gaiani spara in bocca a Stanzani a botta sicura. Gaiani poco dopo prova a farsi perdonare con una conclusione che termina alta, mentre sul versante opposto Oubacchente ringrazia trovando un Eurogol con una bordata alla distanza che si infila a mezza altezza alla destra di Bissi. San Pietro che cerca di accorciare distanze, Lazzari alla palla ghiotta ma da buona posizione spedisce alto, mentre grazie ai minuti finali, grazie in tutti i sensi, la gara raccogliendo un invito di Bissi, donando la grazia alla porta del San Pietro, infilando il gol del 4-0 definitivo. Sei arrabbiatissimo per questa sconfitta del San Pietro? No, dispiace perché vedo una squadra giocare bene, cioè, io ho visto delle grandi azioni del San Pietro in vincoli, però non fanno gol e dall'altra parte salivano gol, a me dispiace perché... C'è stato un momento in questa trasmissione a telecamere spente che mi stavo commuovendo, sembrava c'è posta per te da Maria De Filippi. Valentina che ti dice che da quando lavora qui da noi tutti i lunedì guarda il risultato del Bellaria. È spettacolare. Ieri a Poggioberni una signorina mi ha detto ma perché parlate solo del Bellaria in quella trasmissione? Ho detto signora purtroppo abbiamo Giacomo Alpini, è una disgrazia, un gatto nero, il gatto nero di tutte le trasmissioni. Come no, dammi supporto, non dare
non posso dare supporto a te su questo argomento. Solo te no. mi capisci. Va bene, andiamo su Alessio. Pregherei Stefano di mandarci un po' di immagini del repertorio della FIA Riccione, perché commentiamo anche con lui il pareggio. Tra l'altro lui è andato in gol ieri tra Massa Lombarda e FIA Riccione. Che partita è stata? Raccontacela un po'. Sì, è stata una partita dai due volti per noi, diciamo, perché il primo tempo, pur creando qualcosa, abbiamo sofferto molto la loro andatura. Sono andati molto forte il primo tempo e a centrocampo eravamo in uno in meno, perché noi giocavamo a 2 loro a 3 e abbiamo sofferto questa cosa. Poi a fine primo tempo ci siamo messi a posto, dopo che eravamo andati sotto su calcio di rigore, nello spogliatoio ci siamo messi a posto, siamo rientrati con un altro piglio, diciamo. Abbiamo creato tanto, però abbiamo sfruttato poco e fortunatamente si è riusciti a pareggiarlo al 92esimo, anche perché poco prima loro hanno sbagliato un'occasione clamorosa. Ci è andata bene, dai. Per come la vedo io, quello di ieri è stato un punto guadagnato, perché molte volte le partite così le perdi e non riesci a portare a casa niente, invece siamo stati bravi e fortunati. Tu sei arrivato nel mercato invernale, a gennaio siete partiti subito con una sconfitta in questo 2018, è stato un momento uno dei più delicati in questa stagione, vi siete stretti ancora di più dentro lo spogliatoio, avete iniziato a fare un filotto perché avete vinto contro la Savignanese, contro il Diegaro, quando a memoria adesso, e anche ieri avete ottenuto comunque un punto importante su un campo, su una squadra che lo scorso anno addirittura insieme a Rimini doveva puntare a vincere il campionato, poi sappiamo tutti com'è andato. Sì, diciamo che il 2017 l'avevamo chiuso con una sconfitta col Classe e il 2018 l'abbiamo aperto con la sconfitta col Corticella e lì si erano creati un po' di malumori che a mio avviso erano anche un attimo inappropriati, perché non si può sempre dare la colpa solo all'allenatore, ma bisogna anche un attimo guardare come si comporta la squadra. Ci siamo radunati nello spogliatoio, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo parlato e da lì in poi abbiamo tirato fuori delle prestazioni degne di nota, perché come hai detto tu siamo andati a vincere a Diegaro, abbiamo vinto a Savignano e abbiamo fatto 2 pareggi con la Marignanese, che secondo me è un gran pareggio, come diceva Giacomo prima, è una delle squadre più in forma e li ho visti molto bene. E anche ieri si è riusciti a portare a casa quest'altro punto che ci avvicina al nostro obiettivo. Diciamo che tu non hai partecipato alla cena dei 12 ma alla cena degli 11, dove hai diviso i palloni, ti sei rimboccato le maniche e hai detto iniziamo a segnare un pochino di più, hai già fatto 5 gol, cioè complimenti davvero. Da quanto sei? Da dicembre alla fine, no? Sì, ho fatto con quella di ieri 8 partite. Però quindi 8 naturalmente... partite, 5 gol. Scusa, chiedili cosa ha fatto l'anno scorso. Ah, ma infatti ha fatto che è scappato via dal Bellaria, ha fatto bene. Io... Sì, ma quante partite e quanti gol? Quanti gol hai fatto? 15, 12? 18. 18, ho detto 15, 12, vabbè. Perché un paio di partite ha lasciato perdere. Beh, perché c'eri tu in tribuna che eri il gatto nero e ci credo. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno. Alessio, scusaci per questo gatto nero che abbiamo in studio, abbi pazienza, prego. Real San Lazzaro Argentana, Cervia Castrocaro, Corticella Faenza, Alfonsine Granamica, Varignanese Massa Lombarda, FIA Riccione Russi, Diegaro San Pietro, Classe Sampa Imola, Progresso Savignanese. Rimani qualche secondo Stefano su questa grafica. Allora, il big match Giacomo, Cervia Castrocaro per quanto riguarda i Cervia, la zona salvezza e Castrocaro per cercare di salire sempre di più la classifica, e soprattutto Alfonsine Granamica. Soprattutto Alfonsine Granamica, sì. E lì è veramente si vede se l'Alfonsine ha avuto ieri un calo dovuto a un momento oppure se riprende la corsa che sta facendo in questo periodo. Invece per te Alessio, sfida delicata in casa contro i russi. Sì, sinceramente non li conosco, non so. C'è una sfida tra bomber, Grimellini che è un altro pallino del nostro Giacomo Alpini e tu che sei ovviamente il suo Beniamino. Una coppia eccezionale, Grimellini indelicato. Dove li vuoi portare a Bellario? Non ci viene nessuno dei due, te lo dico già, quindi è già saltata la trattativa. Alessio, comunque in casa è un fattore importante, no? Assolutamente sì, dovete certo, puntare ad avere i 3 punti. Ti ripeto, noi non stiamo a guardare tanto contro chi giochiamo, guardiamo a noi, prepareremo al meglio la partita, come hai detto tu siamo in casa nostra, quindi dobbiamo sfruttare al massimo questa cosa e cercare di portare i 3 punti dalla nostra parte. Ma adesso l'obiettivo qual è? Zona playoff sicuramente, perché siete stati anche primi in classifica, anche quando tu peraltro eri a Romagna Centro. No, l'obiettivo è la salvezza. Adesso noi arriviamo ai punti che ci servono per la manca salvezza. poco, 6 punti. Poi dove più in alto arriviamo meglio è naturalmente. Ti faccio in bocca al lupo.
Bene, allora adesso ci spostiamo in promozione Romagna, così andiamo a sentire anche il nostro Simone. Con te Valentina e con l'ausilio del nostro Stefano Papini alias Papen andiamo a vedere risultati e classifiche. Prego Valentina. Bellaria Egea Marina del Duca Ribelle 0-3. Ripeti questo? Bellaria Egea Marina, no, io non voglio ripetere. No, stai facendo bene. Vai avanti, non ascoltavo. Ronche del Vais Forlì Football Cava 3-1, Torconca Gambettola 1-0, Savio Calcio Gatteo 0-1 perché non si vede bene, sono d'accordo. Prego. Savarni Egea Marina 1-1, Reda Pietracuta 1-0, Giovane Cattolica Reno 1-0, Calcio Cotignola San Pierana 6-0, Tropical Coriano Stella 3-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Giovane Cattolica ovviamente sempre a comando. In testa a 48 punti, Calcio Cotignola 43, Torconca 42, Pietracuta Tropical Coriano 39, Ronco del Vais 36, Reda del Luca Ribelle 37, Reno 32, Gambettola 31, Football Cava 29, Stella Egea Marina 26, Savarna 25, San Pierana 24, Savio Calcio 15, Gatteo 14, Bellaria Egea Marina 3. Allora, è un campionato difficilissimo, Simone, si vede, perché comunque tra le prime 4 vedo, a parte voi che ovviamente conducete, Calcio Cotignola, Torconca, che sono i vostri cugini, quest'anno davvero bestia nera vostra, 2 partite su 3 se non sbaglio vi hanno battuto, no? Sì, in Coppa, in campionato, all'andata e al ritorno abbiamo pareggiato a casa loro. E il Pietracuta, che ieri si può dire che questo è stato un po' il risultato di giornata, con il Reda sconfitta per 1-0. Senti, l'avversario che ti fa più paura, adesso tu non mi dire che dovete pensare solo a voi stessi, sinceramente. Ma secondo me le 2 squadre più forti, vabbè, Cotignola e anche il Ronco, che secondo me con Montalto in panchina ci ha guadagnato tantissimo, perché è un ottimo allenatore. E poi il livello è molto equilibrato il campionato e soprattutto il girone di ritorno sarà difficile perché le squadre le già incontrate, si sono rinforzate. Anche domenica ad esempio andiamo a Gambettola, il Gambettola è un'altra ottima squadra, esatto, e sarà sicuramente dura anche contro di loro. Ma è un campionato equilibrato, ogni domenica è una battaglia, anche perché non tante squadre giocano a calcio, molte la buttano sulla fisicità, sulla guerra, quindi sarà abbastanza complicato, ma è giusto che sia così fino alla fine. Noi quest'anno abbiamo ripreso circa 4 partite, vado a memoria, vostre. Ho visto soprattutto la cosa più bella, che avete ritrovato i feeling con i tifosi, che per qualche anno a Cattolica qualcuno iniziava a disertare lo stadio. Invece pian piano state ricostruendo quel feeling che è venuto a mancare proprio nelle ultime annate. Io penso che il merito più grande va dato alla società, perché c'ha un progetto molto interessante anche per i prossimi anni. E soprattutto abbiamo dei tifosi che vengono ovunque, in trasferta, in casa, e c'è anche da sottolineare il fatto che non li ho mai sentiti inveire contro l'arbitro, contro il pubblico, c'è una tifoseria anche molto corretta e sono uno spettacolo, vederli cantare dall'inizio alla fine è veramente, c'è un grosso stimolo, un stimolo in più. Ma vedendo come sta crescendo questa società, sappiamo che c'è stata la fusione, sappiamo che c'è un personaggio importante come Visino, ce ne sono tantissimi altri. Secondo te adesso, proiettandoci nel futuro, si è davvero arrivati a una perfezione per poter fare anche tranquillamente il campionato di eccellenza? Ma secondo me per raggiungere la perfezione il primo obiettivo secondo me è avere dei campi anche d'allenamento un po' più agibili. Diciamo che ci alleniamo in 2 campi che non sono proprio perfetti, anche quello da gioco ha dei problemi, però sono piccole cose. Comunque sia la società non ci fa mancare niente, e pressioni veramente zero, ve lo posso garantire, anche se come obiettivo già dall'inizio il Presidente ha detto dobbiamo vincere, però la pressione non ce l'hai di vincere, quindi adesso sta andando bene, speriamo di raggiungere l'obiettivo e mi auguro che anche, non so se lo stadio comunale, sì, dopo non so per la burocrazia, per cosa servirà per fare dei campi così, ma se ci fosse un campo sintetico io penso che anche per giocare o per allenarsi sia veramente piazza perfetta per fare calcio. Mi trovo assolutamente d'accordo, perché abbiamo avuto modo anche di seguire direttamente Cattolica con le nostre telecamere qualche anno fa. Giacomo, andiamo a vedere la tua gioia, la tua ripresa. Prima una cosa, cosa vuoi dire? Per me la vittoria di ieri Cattolica è stata fondamentale,
Fondamentale perché noi guardiamo l'ultima partita che c'è stata la sconfitta col Del Duca, Sì. ma a mio avviso era in un momento di piccola crisi perché anche la partita precedente, aver vinto solo nella seconda metà del secondo tempo contro il Bellaria, per me era un risultato abbastanza negativo. Però a mio avviso la partita di ieri è veramente stata fondamentale questa vittoria. Simone, c'eri tu in tribuna, ha voluto concederti 2 gol, dai, mettiamola così. Cosa andiamo a vedere, Valentina? Appunto, Bellaria contro Del Duca Ribelle. Altra sconfitta per il Bellaria, questa volta quantomeno più onorevoli. Del Duca spreca tantissimo, irriconoscibili i numeri dietro la maglia ufficiale indossata a Bellaria. Ospiti subito avanti, girata dentro l'area di rigore dopo di mordenti commerciali che blocca in 2 tempi prima che il direttore di gara ravvisi un'irregolarità. Ancora mordenti dentro l'area piccola, sfera di vantaggio, Merciari in questo caso ci mette una pezza. Del Duca che si fa vedere con Dimitri che stoppa la sfera, va alla battuta, pallone fuori di un nulla. Meno preciso Petricelli dalla distanza e colpisce malamente. Ancora Del Duca con questo traversone dalla sinistra girata al centro dell'area di rigore dopo di Dimitri, ma Merciari blocca senza problemi. Il pressing ospite continua a mettere a dura prova i riflessi di Merciari che tuttavia tira giù la serranda con la porta che rimane inviolata. Altre 2 semplici parate su 2 concussioni dalla distanza per l'estremo di casa. Ci prova anche il Bellaria con la punizione di pari che termina al lato. La ripresa non cambia, Del Duca vicino al gol già dalle prime battute, qui Merciari rischia la capitolazione prima che si veda infilare dal colpo di testa ravvicinato di Forti per l'1-0 ospite. Del Duca che continua a sprecare, mettendo prima al lato, poi arrivando alla conclusione centrale ad opera di Petricelli. Dal corner Roberto Fabbri non inquadra il bersaglio prima che dalla distanza Eric Fabbri chiude i giochi trovando il gol della domenica, sta affilata per l'appunto alla distanza a mezza altezza sulla quale non la può Merciari. Ancora Fabbri protagonista, stoppa il pallone al volo, prova a piazzare la sfera che sfiora i montanti. All'ultimo secondo Cristofori fa da sponda per la corrente Bravaccini che di testa infila per la terza volta Merciari per il 3-0 finale. Mi fate un commento in diretta, mi dite per farlo felice che è bravo a fare le immagini, perché ha fatto delle immagini veramente. Di Simone, di bravo Giacomo. Di. Bravo Giacomo, bravissimo. Alessio, no, il terzo gol io non lo potevo riprendere. Non lo potevo riprendere il terzo gol, mi sono rifiutato. Guarda, adesso vi interrompo, ho un messaggio per Indelicato. Visto i buoni rapporti tra Rimini e Riccione, potrebbe Indelicato arrivare alla corte del Rimini qualora salisse di categoria? Alessio, cosa vuoi dire? Queste non sono cose che aspettano a me, è naturalmente una cosa che mi farebbe molto piacere. Io essendo cresciuto calcisticamente a Rimini, un ritorno mi farebbe molto piacere, però non sono cose che decido io Giustamente. Mi limito a giocare e far bene, poi quello Era che forse verrà una domanda generale, ma io l'ho voluta porre a te perché forse è la anche stessa questo, domanda. anche questo è molto bello. Grande Alessio, 15 gol, un bacio a te a Marica. Questo so chi è, poi lo chiamo dopo. Va bene. Allora Giacomo, prima di passare a Valentina che ci legge il prossimo turno, è stata una giornata particolare. Il Torconca ha ottenuto 3 punti contro i Gambettola per 1-0, ha vinto anche il Gatteo che ha mosso la classifica in coda per 1-0, il Pietracuta che ha perso con Veda, l'abbiamo già detto, il Calcio Cotignola che gioca a tennis 6-0 addirittura contro la San Pierana, invece il derby vicino tra Tropical Coriano e Polisportiva Stella con vittoria dei corianesi per 3-0. Questo è un po' il sunto. Se vuoi aggiungere qualcosa, dimmi qualcosa in più. Io potrei fare solo un commento. La vittoria del Gatteo è un po' insignificante. È vero che dà morale alla squadra al Gatteo, però inguaia sia il Gatteo che il Savio, portandoli veramente a distacchi che cominciano a essere pesanti per la zona play-out. E poi per quanto riguarda anche il Bellaria, abbiamo già detto e straparlato. Ligea è riuscito a mantenere un punto di vantaggio sulla zona play-out pareggiando fuori casa, anche se poteva anche fare bottino pieno e sarebbe stato veramente un salto importante, però come sto dicendo nelle ultime settimane gli manca veramente chi finalizza il gioco, quindi quando riuscirà a trovare Mister Gavagnin la quadra per riuscire a realizzare e concretizzare tutte le azioni si toglierà delle belle soddisfazioni. Puoi leggere quel messaggio, Valentina? È arrivato un messaggio: Politi ieri espulsione giusta, comunque sempre grande.
Giusta, giusta. Ti vogliono bene, ti vogliono bene. Allora andiamo a vedere il prossimo turno con l'ausilio del nostro Stefano Papini, Papen, con la grafica se ci aiuti, così andiamo a vedere, eccola qui, prego. E Bellari Gemarina del Duca Ribelle, Ronche del Vice. No, questo qui. Reno, ah, scusami. Reno Bellari Gemarina. Rene Bellari Gemarina, Igea Marina Calcio Cotignola, Gambetto la Giovane Cattolica, Stella Reda, San Pierana Ronche del Vice, Forlì, Pietracuta Savarna, Football Cava Savio Calcio, Gatteo Torconca del Duca Ribelle, Tropical Coriano. Hai ragione, sicuramente, le partite. Sicuramente le sfide più importanti del Duca Ribelle e Tropical Coriano, Gatteo, Torconca, ma ormai come diceva il nostro Giacomo, soprattutto per il Torconca, Gambetto, la Giovane Cattolica, che ci ha già anticipato qualcosa prima, partita, sì. E tu che andrai a riprendere, che Dio ti benedica, Igea Marina Calcio Cotignola e non in Bellaria. Adesso vediamo, perché gli amici di Reno... No, assolutamente no, ti licenzio sul colpo in diretta, va bene, noi ci fermiamo per 5 minuti, anzi 3 minuti e mezzo alla linea della pubblicità, rientriamo, promozione marchigiana in prima categoria, grazie. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze mare monti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Portopalos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Fornitalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Allora, promozione marchigiana, siamo pronti per ripartire. Tu stai pronto, Giacomo, perché ci devi dire vita, miracoli e tutto per quanto riguarda la promozione marchigiana. Con Stefano Papino andiamo a vedere i risultati di classifica e ovviamente con l'ausilio della nostra Valentina. Prego Valentina. Camerino Cantiano Calcio 1-0, Lauretina Gabice Gradara 1-0, Porto Recanati Nuova Real Metauro 1-0, Mondolfo Olimpia Marzocca 0-0, Senigallia Usimana 2-2, Passatempese Sassoferrato 0-1, Filotranese Valfoglia 2-2, Moie Vallesina Villa Musone 3-0. Andiamo a vedere la classifica sempre dopo l'ultimo turno con il Sassoferrato che continua a comandare. Ha 38 punti, poi subito segue il Porto Recanati, la Filotranese a 32 punti, Valfoglia 30, Mondolfo 29, Senigallia, Marzocca e Camerino 28, Gabice Gradara 24, Villa Musone, Osimana e Lauretina 21, Passatempese 20, Cantiano Calcio 19, Moia Vallesina 15, Nuova Real Metauro 10. Continua il momento buio del Gabice. Stasera non abbiamo il contributo filmato, quindi ancora di più buio. Sì, purtroppo il 2018 è veramente un disastro per quello che riguarda il Gabice, ennesima sconfitta, ma soprattutto l'ultimo periodo, se mettiamo in conto che l'ultima vittoria risale al 3 dicembre, veramente è un periodo molto nero. In quest'ultimo periodo ci sono stati solo questi 2 pareggi e solo sconfitte, quindi bisogna che ci sia una svolta radicale che potrebbe anche essere il cambio della panchina, perché in questo periodo veramente nero bisogna dare veramente una scossa a questa squadra. Cioè, tu quindi cambieresti subito l'allenatore, in diretta? Io sì, comincerei a mettere in dubbio perché... Veronica Lisotti è svenuta, te lo dico già. Però collega, 2 mesi senza una vittoria, dalla zona, piena zona playoff, passare quasi alla zona playout, siamo a 3 punti e, quindi, domenica devi giocare contro il Mondolfo. Questo la voglio sentire bene, perché tu praticamente stai dicendo che da 2 mesi Gabice non sta vincendo e quindi tu vuoi mandare via l'allenatore. Bellaria cosa dovrebbe dire allora? Ma il Bellaria non ce l'ha l'allenatore in questo momento, non abbiamo un allenatore tesserato. Ma tu vedi che te le vai a cercare, ma tu te le vai a cercare, poi mi dicono da casa, lo stuzzichi. Si vede, no, vabbè, però a Bellaria tu me la direzione tecnica ha subito molte... Sì, va bene, puoi andare anche te in panchina, va bene, abbiamo capito. Senti Giuliano, invece volevo chiederti a te, ma è un campionato marchigiano, tu ci hai giocato, è sempre così numeroso a livello di pubblico, ci sono, mi raccontavi a telecamere spente anche i paesini che possono fare addirittura queste promozioni. Sì, è un campionato secondo me che vive più rispetto a quello emiliano-romagnolo, più sull'agonismo e allo stesso tempo però è molto più sentito. È molto più sentito forse dovuto anche al fatto che ci sono molte squadre di paesini. Paesini si sa, il calcio è sentito più rispetto... Noi viviamo sulla riviera. Io vivo in un paesino e siamo in eccellenza. Quindi... Sì, però è molto sentito. Il paese, sì. Ci sono molti più paesi rispetto qui alla Romagna che sono in grado, anche dal punto di vista economico, di sostenere certe categorie. Se noi facciamo il confronto rispetto alla Romagna, sono pochi anche qui in Romagna i paesini che magari possono sostenere certe categorie. Sì. Invece giù nelle Marche e poi niente che scendi anche da Ancona in giù, forse ancora di più. Beh, se pensiamo a chi ha vinto lo scorso anno il campionato di promozione con il tuo amico, il Barbara Lorenzini, e poi anche quest'anno che la Filotranese è stata da neopromossa per tanto tempo a lungo capolista, vabbè, quello che sta dicendo Giuliano. È ancora secondo in classifica. È secondo in classifica, però ha preso già il largo al Sassoferrato perché ha iniziato molto bene. Però. Siamo lì. Andiamo a vedere il prossimo turno, Valentina. Stasera non c'è il contributo della nostra Veronica Lisotti, quindi andiamo subito in prima categoria che c'è invece un contributo filmato. Prego. È qui. Avevo trovato? Ok, vai. Certo. Valfoglia Camerino, Sassoferrato Senigallia, Villa Musone Filotranese, Cantiano Calcio Lauretina,
Osimana Moglie Valesina, Gabice Gradara Mondolfo, Nuova Real Metauro Passata Empese, Olimpia Marzocca Porto Recanati. Questo è il big match della prossima giornata, Olimpia Marzocca che ha perso molto fuori dai giochi, Porto Recanati che invece ha recuperato addirittura al secondo posto in graduatoria. Gabice Gradara invece se la vedrà contro il Mondolfo, altra sfida delicata e come diceva appunto Giacomo potrebbe causare in caso di sconfitta, ci auguriamo di no, anche l'esonero dell'attuale allenatore. Va bene, adesso ci spostiamo in prima categoria, girone H, perché 3 partite sono state rinviate, le altre invece si sono giocate. Prego. Alta Valconca Colonnella 1-1, Riccione Granata 3-1, Visnova Felta Junior San Clemente è stata rinviata, Bacchia Cesenatico Miramare 4-1, Atletic Poggio Morciano 2-5, Ismisano Real Miramare 2-2, Valle Savio Santermete è stata rinviata, così come Bagno di Romagna Verucchio. Andiamo a vedere la classifica sempre dopo l'ultimo turno. Abbiamo sempre in testa il Visnova Felta a 35 punti e segue ad un punto il Real Miramare. Morciano Calcio Atletic Poggio 33, Santermete 28, Riccione e Valle Savio 25 insieme al Vismisano, Alta Valconca 22, Verucchio 20, Bacchia Cesenatico 19, Granata 18, Bagno di Romagna 15, Miramare 14, Colonnella 13, Junior San Clemente 11. Giuliano, una classifica molto delicata per la tua squadra, adesso ultima posizione in classifica, tanti infortuni, lo dicevi a inizio puntata, però c'è da dire anche che la Speranza è l'ultima a morire, il 13° posto è lì solamente a 4 punti. Sì, abbiamo il dovere di crederci, perché campionato è vero che siamo già nel girone di ritorno, però secondo me le possibilità perlomeno per rientrare nella zona play-out ci sono. È vero che la classifica parla chiaro e ci sono 6 squadre per giocarsi i play-out, perché sono dell'idea che il Verucchio, anche se è a 1 punto, 2 punti dai play-out, ha un potenziale che bene o male secondo me riesce a stare a galla e uscirne fuori. Invece adesso io sono subentrato a 5 partite, non le ho viste tutte le squadre avversarie, però partendo dal Bacchia, che l'ho incontrato domenica scorsa, a scendere, secondo me siamo quasi tutti sullo stesso livello, cioè ognuno di noi ha i suoi mali da curarsi. Su questo mi trovi. È un momento del campionato questo che secondo me rispecchia in pieno la classifica, perché c'è come tutti gli anni la sorpresa che potrebbe essere secondo me l'Atletico Poggio e la delusa del campionato può essere il Verucchio. Gli altri in linea di massima, visto la campagna acquisti, visto anche le voci che si parlava di quest'estate, rispecchiano tutti quanti la posizione che hanno. Mi trovi d'accordo? È arrivata una domanda per Mister Bianchi. Mister Bianchi, come mai tutti questi infortuni quest'anno, andando avanti così, si fa dura? Sì, dispiace sempre che ci siano infortuni, da un lato sono contento nel senso che non sono infortuni muscolari ma sono purtroppo traumi oppure infortuni, uno dovuto che è andato a sciare in montagna 2 domeniche fa con l'Atletico Poggio, legamenti. Sì, un intervento fortuito, diciamo non cattivo, si è rotti i legamenti, alcuni infortuni io li ho ereditati, però dal punto di vista fisico la squadra sta bene. In forma? L'unica cosa è che, come dicevo prima a telecamere spente, forse c'è un errore a monte, che una squadra non avendo un settore giovanile, secondo me non si può permettere di affrontare un campionato del genere con una rosa di 20-22 giocatori. Quindi rossa corta. Senti, ieri sei più contento, era lo scontro tra Davide contro Golia, sei più contento di non averla giocata con Nuova Felta oppure magari preferivi giocarla? Preferivo giocarla perché comunque sia sarà da recuperare adesso in notturna e salvo cose diverse, di solito loro quando recuperano giocano in un campo su Atalamello, che forse essendo piccolo ci potrebbe favorire, ma c'è da tener conto che giocando eventualmente si giocherà di sicuro un mercoledì sera, dovremo affrontare una trasferta quasi di 1 ora e mezza noi. E queste categorie con la gente che deve magari uscire prima dal lavoro, tutto quanto, arrivare di corsa, incide. È vero che nei recuperi loro, ad esempio anche quella che hanno fatto contro il Bacchia 0-0. Parlavo proprio 2 domeniche fa con Bertacini, l'allenatore del Bacchia che ci conosciamo bene, mi ha detto siamo stati arroccati lì e un punto l'abbiamo portato via. Ma si sa già quando verrà recuperata? Le date no. Non si sa ancora? Però indubbiamente non avendo sospeso il campionato penso che starà da recuperare infrasettimanale. Sì, mercoledì di sera molto probabilmente. Bene, cosa andiamo a vedere adesso? L'ultima sintesi della serata, Atletic Poggio contro Morciano.
Da una parte auto da tempo, ingrossi e misturi, più santoni per un bebè in arrivo, ci dicono. Dall'altra assenti Tazzibavia, Tommasoni e Sebastiani. Ad ambedue le formazioni sono squalificati i tecnici Amadori e Nicolini, ma in campo vige lo spettacolo. La temperatura si accende non poco nonostante il freddo del giorno prima che ha ricoperto l'Alta Valmarecchia di neve. Scontro di alta classifica, chi vince si avvicina al primato o addirittura può sognare di essere la nuova capolista. Chi perde rimane attaccato a uno dei vagoni che rincorre da tempo la prima fila dopo essere stato lì per qualche settimana per poi trovarsi scavalcato e non più in classe A. La gara inizia con questo colpo di testa di Manfroni fuori misura. Gli ospiti invece rispondono con questa azione che vede Brisigotti aprire per Pannini che duetta con Ottaviani, più di quest'ultimo con Montagna che trattiene i due tempi. La sfera, lo stesso portiere è chiamato a smanacciare un traversone velenoso proveniente dalla sinistra, poi successivamente raccolto dalla destra ad opera di Brisigotti con una nuova deviazione in corner, sempre dell'attento Montagna. Perde palla però il capitano Succi, gran botta di Cevoli di prima intenzione con Montagna che si distende deviando in corner, ma il preludio a gol dalla bandierina, il Morciano passa, attraversone al centro, pallone raccolto da Brilli, botta, toccata in area da un difensore del Poggio, alias Pracucci, con la mano. Il replay ci mostra il tocco evidente del difensore in maglia numero 2 e il conseguente penalty assegnato dal direttore di gara. Dagli 11 metri si presenta Ottaviani che spiazza Montagna e fa 1-0 per gli ospiti. È immediata la risposta del Poggio, arriva direttamente da calcio d'angolo con questo colpo di testa di Dente che si stampa sul legno alto della porta, ma il Morciano sfrutta nel migliore dei modi le leggerezze avversarie, gli spazi aperti. Pagnini apre per Ottaviani, dissesa sulla sinistra, finalizzata nel migliore dei modi dalla corrente Brilli per il 2-0 biancorosso. Ottaviani, in chiusura da calcio piazzato, sporca i guantoni a Montagna, mentre sul versante opposto recrimini i locali. Qui Ubaldi arriva in corsa su Magnani e con un fermo immagine a nostra disposizione pare che la gamba del terzino incroci quella dell'attaccante. L'arbitro lascia proseguire, ma i dirigenti si faranno sentire. Primo tempo divertente, affretta perfino il pallone di riprendere a correre, in effetti le emozioni non mancheranno. Da corner c'è la spinta di Bengivenga su Cabori, anche in questo caso il replay ci aiuta e dagli 11 metri si presenta lo stesso Cabori, riaprendo i giochi, spiazzando anche in questo caso il portiere. Il Morciano però gioca di fino, Pagnini allarga per Brisigotti, numero 10 a spazio e campo, appoggia per Cevoli che fa la cosa più difficile, scattare il portiere, ma non quella più facile, salvataggio sulla linea prodigioso della difesa di casa. Questa volta sono gli ospiti ad aprirsi, Magnani riceve palla, appoggia all'indietro dove trova Succi, il capitano fa tutto bene, tranne la conclusione finale. Il Morciano ringrazia e Brisigotti, abile maestro della scuola Astuzia, batte in fretta un calcio depiazzato depositando a Cevoli il pallone del 3-1 per Montagna, in questo caso nulla da fare. L'Atletico vola a questo punto con il proprio falco come da logo ufficiale, ma Cabori di testa mette al lato, mentre il solito Brisigotti fa ammattire tutti aprendo per Cevoli, traversone al centro e involontaria e sfortunata la deviazione nella propria porta ad opera di Campanella per l'1-4. Giochi finiti, non ditelo neppure per scherzo, corner corto, pallone di testa fuori d'un nulla e sul versante opposto Brisigotti appoggia per Ottaviani, conclusione di quest'ultimo con Montagna che chiude lo specchio, poi sulla ribattuta Molfetta tira in bocca all'estremo di casa. Altra trama di bel gioco, Magnani d'esterno fa il lavoro sporco, si gira, appoggia per Cabori, il Maometto della Valmarecchia elettrizza la difesa ospite e incanta Attenti che rimane a guardare il pallone che infila il portiere Gabellini 2-4. Il Morciano però non rimane a guardare, Brisigotti centra il legno direttamente al calcio piazzato, mentre nel finale il neoentrato Rotondi d'Astuzia, appena sente toccare il pantaloncino, si lascia andare. Ma qui Pagliarani non è certamente esule da colpe, dal discreto Rotondi firma il definitivo 5-2. Prima categoria? No, semplicemente calcio champagne. Applausi ad entrambe le formazioni, noi ci siamo divertiti e nell'epoca dei social mettiamo un... Allora, avete chiuso, non va bene. E volevo dirti che ieri questa ragazza che ti saluta, Poggio Benni, si è un po' arrabbiata. Quindi fammi un commento su Poggio Benni e su Morciano. Che partita hai visto? Sono due bellissime. No, adesso veramente ho visto una bellissima partita. Ho visto tocca sgridarla in diretta perché dopo la gente mi vede a me, mi conosce a me e si incavola con me. No, lì c'è da fare i complimenti a tutte e due. Sicuramente ci sono stati dei grossi errori, ma anche bisogna dire che gli errori più grossi forse li ho visti dall'arbitro, perché due rigori sono un po' generosi. Però è stata una partita divertente. Mi dispiace per l'Atletico Poggio che in questo momento stava andando bene, questa è una battuta d'arresto importante, però la squadra c'è, è viva, quindi può essere solo un episodio.
e facciamo i complimenti anche a noi, perché comunque le squadre nascono da una famiglia interna che è appunto la società, la dirigenza. Quando c'è una dirigenza a questi livelli vuol dire che puoi fare solamente bene, non magari da subito nel presente soffrendo come è successo lo scorso anno, ma con gli anni gradualmente puoi sempre salire e pian piano ambire anche a traguardi più importanti. Quello che sta capitando per l'appunto al Poggiobenni. Il Morciano lo conosciamo, è una società molto solida, con anche loro sono una famiglia, li conosciamo molto bene i dirigenti, tra poco li avremo qui ospiti. Abbiamo già avuto Alex qualche settimana fa che era stato contattato tra noi, direttore sportivo. Speriamo che anche loro possano insomma essere protagonisti fino in fondo di questo campionato. Bene, andiamo a vedere il prossimo turno, Papini dalla regia, così Valentina legge, e passiamo al Rimini Calcio, perché tra poco tutto su Rimini in Sport Up, ospite Francesco Scotti. Prego Valentina. Granata Alta Valconca, Real Miramare Athletic Poggio, Colonnella Bagno di Romagna, Morciano Calcio Battia Cesenatico, Junior San Clemente Riccione, Verucchio Valle Savio, Sant'Ermete Vis Misano, Miramare Vis Nova Feltria. Real Miramare Athletic Poggio è sicuramente una partita più importante della giornata, poi Nova Feltria, la capolista che ieri non ha giocato, sfiderà il Miramare, e abbiamo anche Junior San Clemente Riccione, la sfida che riguarda vicino il nostro mister. Prego, siamo in chiusura, cosa volevi aggiungere? Anche Sant'Ermete Morciano deve essere una bella partita. Va bene. Misano, scusate. Dopo di questo abbiamo capito, stanotte non dormiremo, grazie alla tua segnalazione. Va bene, grazie a Valentina Violini. Buonasera a tutti. Grazie a Giacomo Alpini, purtroppo. Grazie, ciao a tutti. Grazie al mister dello Junior San Clemente, Giuliano Bianchi. Grazie a voi e buonasera. Grazie ad Alessio Indelicato, attaccante della FIA. Buonasera. E grazie a te Simone Politi, difensore del Cattolica Calcio. Grazie a voi. Noi ci vediamo con Sport Up, grazie.